Il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto entro i termini tutti i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gestendo 3 miliardi 400 milioni di euro tra PNRR 2,8 miliardi e Piano Nazionale Complementare 607,2 milioni. La regione è tra le prime in Italia per avanzamento degli investimenti, speso il 97% dei fondi disponibili e già pagato circa il 70%. Le principali risorse sono state destinate a rivoluzione verde e transizione ecologica, 738 milioni, digitalizzazione, cultura e turismo, 709 milioni, istruzione e ricerca, 506 milioni. Siamo tra le regioni italiane migliori a livello di target e di performance, siamo molto soddisfatti di questo, crediamo che sia frutto della grande competenza che c'è sul territorio regionale ed anche, permettetemi, della competenza dell'amministrazione regionale che ha messo in campo una cabina di regia, relazioni strette con gli enti locali, con le prefetture, con le ragionerie territoriali per fare in modo che questo diventi davvero uno strumento fruibile in tempi che erano mastodontici e la corsa contro il tempo però l'abbiamo vinta. Tra gli interventi realizzati figurano 39 km di piste ciclabili, 20 autobus elettrici, 3 treni a zero emissioni e il potenziamento della linea Udine-Cividale. Con il piano complementare sono stati riqualificati 826 alloggi pubblici, acquistati 31 autobus ed elettrificata la banchina di Porto Nogaro. Completati inoltre interventi su 46 asili e scuole dell'infanzia, riqualificati 56 edifici scolastici e costruite 6 nuove scuole primarie. Molta soddisfazione anche perché i progetti sono molto forti sul territorio, cioè mirano ovviamente a ottenere un cambiamento. Penso a treni comprati con i fondi PNRR e PNC, hanno consentito di sostituire il patrimonio delle aziende di trasporto, poi il successo del primo porto in Italia, quello della regione di San Giorgio di Nogaro, dove abbiamo realizzato l'elettrificazione delle banchine, quindi la possibilità alle navi di usufruire dell'energia elettrica invece che emettere con altri sistemi di carburante in atmosfera, tutto alimentato da pannelli fotovoltaici.